vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra carriera in single player, ci troviamo alla 10ª gara, ovvero al 10° Gran Premio della nostra carriera, il Gran Premio di Germania, che viene considerato anche dalla nostra scuderia un Gran Premio chiave per definire quale sarà il nuovo volto della scuderia Williams. Prima di gettarci immediatamente nei nostri box e vedere la posizione che sono riuscito a elaborare nelle qualifiche, vedremo un po' qualche caratteristica del nostro circuito. Diamo il via al giro di prova sul circuito dell'Hockenheimring. In prossimità della prima curva sfrutta al massimo l'entrata usando tutta la parte sinistra della pista e anche l'uscita. Sali pure sul cordolo prima di imboccare la collinetta che ti porterà alla curva numero 2. Riduci la velocità in uscita per allargarti il più possibile sulla quarta curva in vista del lungo rettilineo che ti aspetta. Qui potrai sfruttare la spinta accumulata e usare questo tratto in gara come eventuale punto di sorpasso. Il DRS e il KERS ti accompagnano lungo il rettilineo fino al cartello dei 100 metri. Qui fai attenzione a frenare al momento giusto perché la pista si allarga molto. In uscita non toccare eccessivamente il cordolo o perderai trazione prima della velocissima curva a destra, quindi sposta la vettura di nuovo sulla destra. A sinistra comparirà l'8ª curva, rallenta del tutto e muoviti sul lato sinistro della pista per poi allargarti in vista della 10ª curva. Ora sfrutta il più possibile il cordolo in uscita prima della discesa verso la 12ª curva e raddrizza la vettura. In questo punto la pista si restringe, quindi tieniti alla larga dall'erba sintetica sulla sinistra. Adesso scala un paio di marce in prossimità di questo tornante a sinistra e non salire troppo sul cordolo in uscita perché potrebbe rallentarti in vista del tratto veloce che conduce alla penultima curva, la 16ª. In questo punto non usare il cordolo a sinistra o la monoposto andrà fuori traiettoria. Poi sfrutta tutto il cordolo in uscita e anche qualcosa in più e il giro dell'Hockenheimring è concluso. Perfetto, siamo riusciti ad avere qualche informazione in più sul nostro circuito e abbiamo visto anche dal cartello, anzi dal punto esclamativo sulla nostra gara, sul nostro Gran Premio, che è una gara davvero molto importante per definire quindi la nostra nuova posizione. Le condizioni meteorologiche sono abbastanza buone, abbiamo un meteo abbastanza soleggiato con 24 gradi centigradi che ci accompagneranno in questa nostra 10ª gara. Vedremo un po' quello che siamo riusciti a combinare nelle qualifiche gettandoci immediatamente nel nostro box Williams. Eccoci finalmente in compagnia dei nostri ingegneri, ci ritroviamo al nostro box inglese, a quanto pare anche il nostro Maldonado, il nostro Pastor Maldonado si ritrova alla nostra destra, sempre che sta controllando ovviamente il suo pad di gara, lo faremo anche noi. Allora, il circuito dell'Hockenheim è un circuito di 17 giri, come potete ben leggere, dove i pneumatici sono abbastanza sollecitati e, come ha detto appunto la nostra descrizione, dobbiamo utilizzare un assetto aerodinamico medio-alto e lo vediamo ben ritrovato nel nostro assetto, ovvero un'aerodinamica abbastanza curata, ovvero l'angolo della lettone anteriore e posteriore sono abbastanza elevati in modo tale da sfruttare le curve veloci che sono disponibili nel terzo settore, ma anche riuscire a raggiungere una velocità di circa 320 km/h nel primo rettilineo, ovvero quello del primo settore. Per quanto riguarda la sezione dei freni, il bilanciamento è stato impostato più sul posteriore in modo tale da avere un leggero sovrasterzo e la pressione ovviamente sempre in maniera molto elevata. Per quanto riguarda invece il bilanciamento delle barre antirollio, sia anteriori che posteriori sono state impostate molto basse in modo tale da avere più aderenza sull'anteriore e sul posteriore a discapito della nostra reattività della vettura, soprattutto per le numerevoli chicane che ritroviamo nel terzo settore. Per quanto riguarda le sospensioni sono davvero abbastanza basse e soprattutto per quanto riguarda la rigidità delle molle l'ho impostata in questi valori un po' intermedi in modo tale da riuscire ad avere soprattutto più sovrasterzo nelle curve veloci a discapito del nostro sottosterzo. Per quanto riguarda invece il nostro cambio è stato impostato in modo tale da avere un'ottima accelerazione in partenza, soprattutto nelle curve più difficili, molto più lente, e ottenere una massima velocità in rettilineo che, come indica appunto la nostra settima marcia, arriveremo a circa 320 km/h. Per quanto riguarda la nostra unità motore, sempre la numero 2, l'abbiamo usurata parecchio, però ancora può resistere per questa bella gara. L'allineamento delle campanature è stato impostato in modo tale da ottenere molta stabilità in curva a discapito della nostra stabilità in rettilineo, poiché l'unico rettilineo importante dove sono disponibili sorpassi è quello nel primo settore e la nostra autovettura in qualifica si è comportata abbastanza
abbastanza bene da farci ottenere la 14ª posizione, ovvero ci ritroviamo in settima fila con il nostro obiettivo principale del nono posto, mentre ritroviamo nella pole, ovvero i 3 piloti più importanti della nostra gara, Alonso, Mark Webber, addirittura Jenson Button, quindi 3 scuderie differenti, mentre la Williams si è piazzata un po' alle ultime file dietro la top 10 con Maldonado all'11ª posizione, che ha migliorato di ben 2 decimi di secondo il nostro miglior tempo. Per quanto riguarda la strategia di gara che utilizzeremo quest'oggi, come possiamo dire, il nostro ingegnere ci dice di impostare una strategia carburante prudente, ovvero partire con un carico di carburante eccessivo, ciò ci rallenterà, ma io dico di impostare una strategia di carburante standard in modo tale da avere una leggera accelerazione in partenza e riuscire a giostrare il carburante nella maniera migliore durante tutta la gara. Per quanto riguarda la sosta, al settimo giro può andare più che bene, quindi i nostri pneumatici morbidi non li ho sfruttati molto in qualifica, quindi possono reggere abbastanza per 7 giri. Ok, 17 giri con questo meteo ben soleggiato, non ci sono probabilità di pioggia, possiamo perfettamente gettarci nel nostro campo di battaglia. Eccoci all'interno della nostra postazione di partenza con Raikkonen nella sua Lotus alla nostra sinistra, Grosjean, il pilota francese davanti a noi, 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio della Germania. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza, Maldonado, Grosjean, Hülkenberg davanti a noi, si cerca un passaggio all'esterno dietro a queste autovetture, vediamo un po' dall'entrata della prima curva, frenando abbastanza si riesce a guadagnare l'8ª posizione costringendo Michael Schumacher ad andare sullo sporco, vediamo un po' quello che si riesce a fare, ritroviamo Vettel, addirittura Lewis Hamilton davanti a noi, vediamo se riusciamo ad azzeccare la frenata, addirittura si riesce a passare in terza posizione tentando un sorpasso all'esterno a Mark Webber, vediamo un po' autovettura contro autovettura, vediamo un po' quello che si riesce a fare, sono tutte e due all'entrata della prima collinetta, vediamo se si riesce a ottenere questa terza posizione, addirittura si scontrano, vediamo un po' all'entrata della prima curva, attenzione addirittura Lewis Hamilton dietro di noi, un'ottima frenata ci conduce immediatamente a questo secondo rettilineo, ovvero la curva più veloce del gioco, un'ottima partenza della Williams, seconda posizione Jenson Button, vediamo quello che si riesce a fare quest'oggi in Germania, una gara che ha davvero tantissime aspettative per la scuderia inglese che quest'oggi è riuscita a ottenere la terza posizione dopo una davvero ardua lotta dalle prime posizioni. Pastor Maldonado ha perso circa 3 posizioni, lo ritroviamo davvero molto indietro. Questa è una pista davvero molto complicata perché, come potete vedere in questa ultima parte, ovvero nel terzo settore, ritroviamo la pista che si è ristretta un poco, ovvero ci sono questi tratti di erba sintetica che possono garantire la perdita di aderenza e quindi l'uscita fuori pista. Per quanto riguarda invece questi primi rettilinei, ovvero all'uscita di questa ultima curva, la nostra autovettura è davvero molto, come possiamo dire, risponde bene ai comandi proprio per l'impostazione dell'alettone che sfrutta davvero l'aerodinamica al massimo e ci fa raggiungere la velocità massima di circa 320 km/h. Nuovamente al primo settore, attenzione, si esce forse un attimo fuori pista, siamo andati un po' più larghi, adesso tramite l'utilizzo della nostra energia cinetica riservata vediamo se riusciamo a ottenere il miglior tempo, ma a quanto pare abbiamo sempre Mark Webber che cerca di riprendersi la sua terza posizione che era riuscito a guadagnare, però davvero un'ottima rimonta dalle ultime file, eccolo qua dietro di noi, adesso appena ci sarà la possibilità di utilizzare l'ala mobile posteriore lo avremo molto più alle calcagna, questa volta ha utilizzato molto bene il KERS, siamo riusciti a guadagnare notevoli decimi di secondo su Fernando Alonso che ha perso addirittura la prima posizione lasciando un po' di spazio alla scuderia inglese di Lewis Hamilton. Attenzione, adesso nuovamente al secondo settore si riesce ad andare avanti dietro la casa italiana, ovvero la Ferrari, che va davvero come un treno, ma stiamo recuperando davvero molto. Cerchiamo di limitare l'uso di carburante adesso all'interno di questo terzo giro, lo elimineremo la miscela elevata proprio per evitare di effettuare un dispendio molto elevato di carburante. Nuovamente al terzo settore vedete un po' nella zona territoriale un po' dislivellata, guardate un po', si scende un po' verso il basso e la pista addirittura è ristretta. Adesso vediamo un po' di arrivare nuovamente al primo settore andando un pochino sul cordolo esterno ed ecco che Mark Webber tenta il passaggio all'esterno, DRS abilitato, oh dannazione, alla prossima sosta monteremo pneumatici. Eccoci qui nuovamente, ho effettuato un attimo un errore con il carburante, ho scambiato i comandi del nostro carburante, ovvero della mappatura del carburante con quelli dei pneumatici, ho dovuto risistemare tutto. Eccoci qui nuovamente al terzo giro, abbiamo perso qualche secondo della nostra gara, ma ciò non importa perché ci ritroviamo sempre dietro a Fernando Alonso che ci ha distanziato di circa 2 secondi, ma abbiamo la possibilità di recuperarlo. Intanto il nostro carburante è stato settato nella maniera ideale, abbiamo perso ben 8 decimi di secondo, dannazione, vediamo quello
quello che riusciamo a recuperare quest'oggi. Il tempo ce lo permette, ovvero ancora non sono riuscito a beccare una gara col bagnato, solo le prove libere di questa gara, ovvero la gara di Hockenheim che stiamo effettuando quest'oggi, le ho beccate con un po' di tempo, piovoso, però ancora non sono riuscito a effettuare una gara sul bagnato. Allora, nuovamente al quarto giro, vediamo quello che si riesce a fare ancora Lewis Hamilton, che riesce addirittura a passare Mark Webber con la sua Red Bull. Vediamo quello che riesce a fare, ce l'abbiamo appunto di dietro, dannazione, tenta addirittura un passaggio, siamo addirittura colpiti all'esterno, vediamo di rientrare immediatamente in questo primo settore, terza posizione per la casa inglese, ancora non sappiamo a che posto si ritrovi il nostro Pastor Maldonado, non riesco bene a intravederlo, abbiamo migliorato di appena 80 millesimi di secondo, vediamo quello che riusciamo a fare, 7 decimi di secondo da noi, Lewis Hamilton che a quanto pare tenta il passaggio all'esterno e a quanto pare ci riesce, vediamo se riusciamo a difenderci meglio in frenata. Eccoci qua la Williams, gomma contro gomma con Lewis Hamilton, tenta un ottimo passaggio ed ecco in accelerazione riesce a passarlo, un'ottima difesa da parte della casa inglese. Nuovamente alla seconda curva più veloce del tracciato, il nostro ingegnere addirittura ci fa i complimenti per la nostra ottima prestazione quest'oggi. Vediamo un po', abbiamo rallentato un po' troppo, dannazione, ho perso quella carica iniziale a causa di quel problema con la mappatura dei pneumatici, speriamo di mettere le gomme giuste. Ecco qua nuovamente Lewis Hamilton, dannazione, siamo usciti un po' fuori pista e tenta appunto di sorpassarci, tentando un passaggio all'esterno, addirittura tocca il nostro alettone posteriore, probabilmente ci avrà effettuato qualche danno, ma a quanto pare no, la nostra autovettura continua ad essere completamente solida, non è successo appunto nulla, abbiamo sporcato un po' il pneumatico anteriore destro, dannazione, presto, eccoci qui, nuovamente facciamo un tempo davvero molto più a rilento, abbiamo peggiorato di 5 decimi di secondo, dannazione, vediamo un po' ancora, Vettel riesce a passare a Lewis Hamilton, tentano di sgraffignarci questa bella terza posizione che ci siamo guadagnati, andiamo in avanti, ottimo, quinto giro su 17, questa gara è abbastanza lunga soprattutto per la poca consistenza di questo circuito. Vediamo un po' quello che riesce a fare Vettel, tenta un passaggio all'esterno, all'entrata della prima collinetta, la guadagna la terza posizione il pilota tedesco, vediamo quello che riesce a fare nel suo gran premio di casa, non credo di poterlo superare, vediamo un po', ma forse all'interno, un passaggio davvero da manuale sfruttando il nostro carburante al massimo, vediamo un po' di riposizionarlo nella sua posizione ideale. Eccoci qua, veramente questa terza posizione non vuole essere persa da parte della Williams, vediamo un po' quello che si riesce a fare, mamma mia, proprio devo guadagnare questi ben 12 punti per la nostra casa che potrebbero essere fatali per la nostra posizione in campionato. Nuovamente al secondo settore abbiamo migliorato di ben un decimo di secondo, nuovamente all'uscita del secondo settore siamo riusciti a migliorare di parecchio, ovvero ben un decimo di secondo, a quanto pare la nostra autovettura quest'oggi sta rispondendo abbastanza bene alle condizioni del tracciato, ma soprattutto alle condizioni che questa gara ci sta imponendo, ovvero i piloti avversari vanno a una velocità davvero molto elevata e noi stiamo cercando di dare il nostro meglio. Ancora Vettel dietro di noi, il pilota tedesco, abbiamo migliorato di 6 decimi di secondo il nostro giro precedente, si entra con tutta la potenza che abbiamo all'interno di questa prima curva, distanziandolo di circa 2 decimi di secondo. Sesto giro su 17, siamo a circa un quarto della nostra gara. Vediamo un po', adesso daremo un'occhiata alle condizioni integrali dei nostri pneumatici per vedere se stanno resistendo nella maniera migliore. Abbiamo un po' dei problemi con il pneumatico posteriore destro che ha subito forse qualche danno col contatto con Lewis Hamilton, è davvero molto usurato, dobbiamo stare molto attenti. Intanto abbiamo distanziato i nostri piloti di circa un decimo di secondo, adesso che siamo davvero molto lontani non hanno la possibilità di utilizzare l'ala mobile. Scusate se ho perso di vista Fernando Alonso e soprattutto anche l'altro pilota, ovvero Lewis Hamilton, proprio all'inizio ho avuto qualche problemino con addirittura i tasti, non sono riuscito a difendermi, ad attaccare nella maniera adeguata, quindi cercheremo di difendere questa terza posizione. Attenzione, si riesce adesso a guadagnare vantaggio su questa curva del secondo settore, abbiamo perso un attimino qualche secondo, abbiamo Nico Rosberg che addirittura riesce a distanziarsi dal gruppetto di piloti che avevamo vicino in precedenza e a quanto pare si avvicina a 7 decimi di secondo dalla nostra posizione. Adesso avremo la possibilità di fermarci immediatamente ai box per montare pneumatici duri, o almeno si spera. Vedete un po' queste dannate curve anche in qualifica mi davano molti problemi, soprattutto perché sfruttano le nostre gomme, i nostri pneumatici in una maniera proprio esasperante e appunto sono una delle principali cause per far perdere soprattutto aderenza. Dobbiamo rientrare alla fine del giro, come ha detto appunto il nostro ingegnere capo. Adesso avremo la possibilità di difenderci dal nostro Nico Rosberg, che lo ritroviamo proprio incollato come una cozza al nostro alettone posteriore. Vedremo se riusciremo a ottenere vantaggio all'interno di questo primo settore ed eccolo che si avvicina Nico Rosberg e a meno di un secondo, quindi potrà utilizzare il DRS, ovvero l'ala mobile posteriore. Sta guadagnando davvero molto vantaggio. Abbiamo però il nostro KERS, la nostra energia cinetica, che ci permette di guadagnare un numerevole vantaggio, ma a quanto pare è costretto dall'entrata di questa ottima
curva, a rimettersi in linea e quindi a riprendere la sua quarta posizione. Vedete un po' come si perde aderenza. Non ricordo perfettamente dov'è l'entrata ai box all'interno di questo circuito, dannazione. Vediamo un po', adesso passiamo vicino alla collinetta delle tribune, eccole qui, guardate un po' che figo, calma, vediamo un po', devono essere appunto qui i box, perfetto, vediamo un po' al secondo settore quello che siamo riusciti a fare, forse abbiamo peggiorato di una decina di secondi. Bene. Ok, il nostro ingegnere ci ricorda che dobbiamo entrare ai box, speriamo che i nostri meccanici possano essere efficaci come lo sono stati nelle gare precedenti. Intanto vediamo di sfruttare l'accelerazione in questa ultima curva S che ritroviamo prima dell'entrata ai box nel nostro ultimo vero terzo settore. Vediamo quello che si riesce a fare, eccoci qua, ecco qua i nostri box, vediamo un po', perfetto, attenzione, si va addirittura un attimo sullo sporco, si perdono numerevoli decimi di secondo ed ecco che le autovetture passano davanti al nostro muretto. Ci sono meccanici Red Bull addirittura, meccanici Ferrari, probabilmente Alonso penserà a una sosta, o forse Felipe Massa che non lo sto vedendo parecchio. Ecco qua le nostre i nostri meccanici, vediamo in quanto tempo riescono a cambiare, 3 secondi e 500, davvero un ottimo cambio gomme. Pastor Maldonado dietro la nostra posizione, settimo posto per lui. Vediamo un po' quello che si riesce a fare, abbiamo Vettel davanti a noi all'8ª posizione, dobbiamo riprenderlo ragazzi, carburante elevato, vediamo un po', adesso mi devo concentrare nella maniera migliore, andiamo presto, utilizziamo addirittura la nostra energia cinetica nella maniera migliore. Vi ricordo che le gomme sono molto fredde, non abbiamo la temperatura ideale per effettuare un sorpasso, quindi probabilmente dovremmo farle riscaldare. Ok, perfetto, 8º posto ritroviamo Berg, 10º posto Vettel che tenta il passaggio all'esterno, non me ne ero accorto, a quanto pare è costretto nuovamente a rientrare in scia. Vediamo un po' se si riesce ad andare avanti dietro il pilota, anzi davanti al pilota tedesco che cerca di ottenere vantaggio proprio perché questa è la sua gara di casa, la gara del nostro pilota. Attenzione, probabilmente sarei uscito fuori pista se non avessi impostato la pressione dei freni ad alto. Vedete un po', potrebbe essere un'ottima idea utilizzarla al massimo, soprattutto per affrontare le curve nella maniera adeguata. Attenzione, queste dannate gomme dure non mi permettono di essere competitivo in queste ultime fasi del circuito, devo riscaldarle e soprattutto prendere un po' la mano. Sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima potenza. Ha impostato Vettel il motore sulla massima potenza, tenterà di distanziarci, vediamo un po' di distanziare noi piloti che adesso sono all'interno della pit lane, impostiamo la nostra miscela carburante al massimo, numerevoli piloti stanno per uscire dalla pit lane, anche il nostro Pastor Maldonado, vediamo un po' se riusciamo a passare davanti, c'è qualcuno qui davanti a noi, addirittura Felipe Massa, vediamo se è vero, no, forse Michael Schumacher, l'autovettura è diversa da quella di Felipe Massa, no, Nico Rosberg che guadagna la terza posizione, dobbiamo riprenderlo ragazzi, siamo molto vicini alla sua posizione, eccoci qua, forse possiamo riprenderlo, abbiamo la possibilità di utilizzare il DRS, siamo molto vicini alla sua posizione, si cerca la terza posizione, vogliamo salire sul podio quest'oggi, vediamo un po' se lo riusciamo a riprendere, siamo molto vicini, vediamo un po', eccoci qua all'entrata dell'ultima curva, Nico Rosberg, eccolo qui davanti a noi, vediamo se in accelerazione riusciamo a riprenderlo, vedete un po' l'integrità delle gomme, l'integrità strutturale dei pneumatici come ci permette di rimanere in pista nonostante la brusca accelerazione che abbiamo effettuato adesso. Vediamo un po' all'entrata del terzo settore, andiamo. Dannazione, abbiamo perso un po' di decimi di secondo, dobbiamo riprenderlo, forza tutta manetta, dobbiamo riprendere Nico Rosberg, abbiamo dietro di noi Vettel che ci segue a una velocità inaudita, bene, andiamo, abbiamo migliorato di numerevoli decimi di secondo, dobbiamo prendere questo maledetto, presto, andiamo, adesso avremo la possibilità di utilizzare nuovamente l'ala mobile posteriore. Si è allontanato parecchio il maledetto, però è ancora a portata di tiro, lo ritroviamo, vediamo un po', a appena 8 decimi di secondo, vediamo se riusciamo a entrare, abbiamo tagliato la curva, dannazione, però ci siamo avvicinati davvero molto, abbiamo utilizzato addirittura il nostro KERS, la nostra ala posteriore, vediamo un po', eccolo qui. Vediamo se possiamo utilizzare il DRS nella maniera migliore, Nico Rosberg davanti a noi, eccolo qui, vediamo un po' se riusciamo a riprendere, DRS attivo, la Williams utilizza l'ala mobile posteriore per arrivare a una velocità di 320 km/h, ci ritroviamo molto vicini all'autovettura del pilota tedesco, ultima fase del rettilineo, siamo costretti a rientrare all'esterno, vediamo un po' Nico Rosberg è all'interno, vediamo se riesce a passarci, a quanto pare siamo riusciti a ottenere la terza posizione, adesso miscela 2 normale, dobbiamo mantenerci sul difensivo dopo aver passato il pilota tedesco
tedesco all'interno del suo circuito di casa. Attenzione, calma, calma, vediamo quello che riusciamo a fare. Ottima azione della Williams. Scusate ragazzi se non ho parlato, non ho commentato in alcune fasi del terzo settore, però per ottenere la posizione che ho preso adesso dovevo davvero concentrarmi, e forse è questo che mi ha limitato un po' nel raggiungimento di Jenson Button e Felipe Massa nelle prime parti del circuito. Però lasciamo perdere, andiamo avanti, ci ritroviamo al terzo settore nuovamente con una foga che ci esce addirittura dal casco, le nostre marmitte rombano alla perfezione, però adesso la storia non è finita, abbiamo 7 giri da affrontare ragazzi. Il nostro Nico Rosberg che probabilmente tenterà a sorpassarci, eccolo qua all'esterno, all'entrata della prima curva del primo settore. Dobbiamo, dannazione, siamo usciti un attimo fuori pista, dobbiamo mantenere il carburante sul normale ragazzi, proprio perché ne ho consumato davvero tanto e non abbiamo la riserva infinita, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Deve rimanere ovviamente sempre sul normale per evitare di fare per rimanere senza carburante a fine gara. Forse qualche giro di vantaggio lo lascerò sul carburante addirittura in posizione bassa per evitare di terminare quindi la nostra scorta. Stiamo molto attenti nuovamente all'entrata di questo secondo settore. Guardate un po' questa dannata curva, ma dannata curva non tanto, perché questa curva ci ha permesso di guadagnare tanto vantaggio all'inizio, soprattutto di guadagnarlo sul nostro Rosberg, che viene addirittura passato da Vettel, come potete ben vedere il pilota tedesco. Vi è una gara addirittura tra connazionali, Vettel, Nico Rosberg e Michael Schumacher, l'esperienza che quest'oggi non ho visto particolarmente, solo all'interno della partenza quando sono riuscito a ottenere vantaggio in maniera adeguata. 2 decimi di secondo in meno, attenzione ovviamente perché ho ridotto la capacità di carburante. Tanto Vettel adesso nuovamente dietro di noi cerca di guadagnare il podio, ma noi non glielo permetteremo. Attenzione, questa è una dannata curva, si perde aderenza davvero in maniera molto ma molto rapida. Attenzione, vediamo un po' quello che si riesce a fare sempre all'interno del primo settore. Ci sono bandiere italiane probabilmente per Van Helgen. Attenzione, ecco qua nuovamente Vettel dietro di noi, primo settore, detto un passaggio all'esterno, ci prova ma è costretto a rientrare probabilmente per l'efficacia della prima curva. Abbiamo rallentato di 1 decimo, dannazione. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare dentro il primo settore. Adesso nuovamente alla sezione del DRS, speriamo di esserci allontanati abbastanza dal nostro Vettel. Probabilmente c'è un secondo, vedremo un po', 1 secondo e 300, non potrà utilizzare l'ala mobile posteriore. Diamo un'occhiata al carburante, abbiamo 5 giri ancora da affrontare quest'oggi in Germania. Fantastica gara per Van Helgen, ottima prestazione. Nuovamente adesso nella ultima sezione, vediamo quello che si riesce a fare. Ci colpisce addirittura Vettel di dietro con l'alettone anteriore, striscia un po' le marmitte posteriori della nostra autovettura. Attenzione, nuovamente alla sezione dei tifosi, questa l'ho sempre chiamata così anche in televisione quando c'era questa sorta di muretto dove la gente ovviamente andava a vedersi il Gran Premio. Molto molto bella questa struttura, perfetto. Abbiamo migliorato il nostro tempo di ben 2 decimi di secondo. Nuovamente alla sezione del restringimento delle carreggiate, chiamiamole così, vediamo un po', perfetto, acceleriamo in maniera costante, perfetto. Andiamo, adesso vedremo un po' il tempo che siamo riusciti ad accumulare nel terzo settore per vedere un po' se abbiamo migliorato il nostro giro finale. Attenzione, si va un pochino sullo sporco, attenzione che Vettel riesce un po' a guadagnare vantaggio, lo ritroviamo a 2 decimi di secondo nonostante abbiamo migliorato la nostra posizione iniziale. Attenzione, vediamo un po' l'integrità delle nostre gomme, ottimo, 4 giri alla fine e le gomme sono abbastanza consistenti, non ci daranno problemi, o almeno lo spero. Attenzione che Vettel è davvero molto vicino a noi, tenta un passaggio all'esterno, probabilmente lo farà, vediamo di attivare la nostra energia cinetica, tenta un passaggio all'esterno, forse dobbiamo condurlo all'interno. Attenzione, non tenta addirittura di passarci ma è costretto a riprendere la scia. Vediamo un po' quello che riesce a combinare, bloccato adesso dalla frenata della nostra seconda curva, una specie di manna dal cielo questo tornante a gomito nel primo settore che ci ha salvato la vita davvero tante volte. Intanto Jenson Button davanti a noi, il pilota inglese riesce a guadagnare innumerevoli decimi di secondo, probabilmente anche sul nostro pilota inglese, sul nostro pilota olandese, ovvero Van Helgen. Guardate un po', ci troviamo davvero solo a difendere la nostra terza posizione. Abbiamo migliorato di 1 decimo di secondo. Intanto sono riuscito a cambiare la voce ragazzi, grazie per il consiglio del nostro ingegnere che rompeva davvero molto le scatole. Adesso lo sentiamo in maniera meno frequente e dà più spazio ovviamente
a Van Helgen per commentare. Vediamo un po', attenzione, si perde un attimo aderenza avendo impostato quindi la frenata un pochino incentrata sul posteriore. Attenzione che Vettel tenta di sorpassarci all'esterno, vedete un po' i pneumatici come fanno brutti scherzi, stavamo per finire fuori pista, dannazione, però ci siamo riusciti a riprendere. Vediamo un po' Vettel nuovamente a 2 decimi di secondo dalla nostra posizione, maledizione questi dannati pneumatici che ormai sono entrati in temperatura, questo potrebbe essere fantastico, però vedete un po' nell'ultima parte del terzo settore com'è facile perdere aderenza. Nuovamente Vettel tenta il passaggio all'esterno, vediamo di condurlo all'interno della nostra pista, eccolo qui dietro di noi, vediamo un po', utilizza l'ala mobile posteriore per guadagnare vantaggio, eccolo che tenta un passaggio all'esterno, forse ci riesce ma è costretto nuovamente a rientrare in scia proprio per la consistenza di questa seconda curva. Attenzione, vediamo un po' anche il nostro Pastor Maldonado, vedete un po', troviamo un piccolo serpentino di autovetture che cerca di seguirci, siamo appunto noi in testa, siamo alla testa di questo serpente, scatenati quest'oggi, vediamo quello che riusciamo a fare, soprattutto vediamo di farci promuovere prima guida sul nostro Pastor Maldonado, perché si vede proprio che questa promessa presa dall'anno precedente è riuscita a ottenere davvero un numerevole vantaggio sul compagno di squadra, ovvero Pastor Maldonado, che ha guadagnato appena 29 punti contro gli 89 di Van Helgen. Veramente Frank Williams deve fare un'ottima considerazione sulle sue due aquile della scuderia. Attenzione, vediamo un po', 15° giro, vediamo un po' quello che si riesce a fare, 2 giri alla fine, il nostro carburante ancora ce ne abbiamo, perfetto, abbiamo usurato un po' i pneumatici anteriori. Attenzione, sul giro di Vettel sono di poco più lenti dei tuoi. ah, perfetto, i nostri tempi sono eccellenti, ha detto il nostro ingegnere, o almeno spero che abbia detto così, perché non riesco a capire bene con tutto il rumore del motore, soprattutto con tutta la tensione e l'adrenalina che abbiamo addosso, perché Vettel, il tedesco, nuovamente dietro di noi, vediamo quello che riesce a fare, costringiamolo a passare all'interno, vediamo quello che riesce a fare il nostro Kers, ci permette di raggiungere 300 km/h. Vettel tenta il passaggio, addirittura passati addirittura dal nostro Rosberg, mamma mia, si riesce a guadagnare la nostra terza posizione con le spine, oddio, una specie di difesa ad aculei del nostro Van Helgen quest'oggi. Rosberg all'interno e Vettel all'esterno, mamma mia, attenzione che ho perso un attimo aderenza, siamo usciti fuori pista. Rosberg quarta posizione, passa il pilota tedesco, mamma mia, una gara proprio all'ultimo sangue. Abbiamo Inghilterra contro Germania quest'oggi che si contendono la terza posizione, questi 12 punti sono ambiti da tutti proprio perché il campionato ancora è molto aperto. Attenzione, 1,20 il nostro miglior giro, in qualifica ho fatto 1,18 come miglior giro, 1,17 era dei migliori piloti ma non sono riuscito proprio a farlo. L'assetto che ho costruito quest'oggi, anzi che ho stabilito, è stato fatto integralmente da me, non l'ho creato su nessuna base dell'ingegnere, proprio l'ho creato secondo la mia esperienza in guida, quindi in prove libere, che davvero è stata esasperante. Ho girato per almeno 2 ore per impostarlo nella minima secondo appunto il minimo dettaglio. Nuovamente Nico Rosberg, 16° giro, il carburante è a posto, attenzione che lo ritroviamo nuovamente dietro di noi, tenta un passaggio all'esterno, vediamo di utilizzare la nostra energia cinetica nella maniera adeguata, molto vicini al cordolo a sinistra, ci ritroviamo a 3 decimi di secondo il nostro pilota, vediamo un po', ed è costretto a rientrare in scia proprio per questo tornante. Attenzione un attimo sul cordolo esterno, abbiamo perso un po' di aderenza, Nico Rosberg sempre dietro di noi. Vi ricordo che il nostro posto ideale per quest'oggi era il 9° posto, però la 9ª posizione, però abbiamo migliorato tantissimo. Quest'oggi voglio salire sul podio, voglio una bella medaglia di bronzo, o almeno una coppa di bronzo da mettere sul mio scaffale, che davvero non metto una bella coppa da numerevoli gran premi, quindi voglio davvero il 3° posto. Ci avviciniamo verso l'ultimo giro, vedremo un po' di utilizzare adesso la miscela del nostro carburante al massimo. Abbiamo sporcato adesso parecchio il pneumatico anteriore destro, abbiamo perso numerevoli decimi di secondo, abbiamo attenzione, si perde aderenza all'ultimo giro, queste dannate gomme posteriori che perdono numerevole aderenza. Vedete un po' com'è difficile l'ultima parte del circuito, dannata. Adesso ci avviciniamo all'ultimo giro, abbiamo impostato la miscela 1 elevata, non voglio perdere il posto, attenzione che Nico Rosberg ci vuole soffiare la posizione. Vediamo un po', e i pneumatici adesso sono molto sollecitati dopo tutti questi giri, vediamo un po', eccoci, vediamo di guadagnare vantaggio, lo ritroviamo a 7 decimi di secondo, dobbiamo spremere la nostra autovettura al massimo, dobbiamo fargli raggiungere almeno 280 km/h. Eccolo qua, Rosberg tenta il passaggio, si avvicina davvero molto con la sua ala mobile, attenzione, forse siamo usciti fuori pista, ho accelerato davvero troppo, eccolo che tenta il passaggio all'esterno, dannazione, mi sono comportato davvero male in questo ultimo giro, carburante ottimale, speriamo di arrivarci
speriamo di arrivarci. Attenzione, siamo all'ultimo settore, avanti la Williams non può tradirci proprio adesso. Fernando Alonso riesce a vincere la gara, attenzione, supera Jenson Button dopo una lieve incompetenza nelle prime parti del circuito. Nuovamente al terzo settore, adesso dobbiamo stare molto attenti perché è davvero noto perdere aderenza in queste ultime parti, quindi deve andare molto piano perché soprattutto le possibilità di sorpasso del nostro Nico Rosberg sono limitate, quindi andiamo molto ma molto più piano. Calma, perfetto, ultima dannata curva prima della nostra vittoria. Attenzione, ed eccoci qua, attenzione, dentro il passaggio all'esterno, è costretto a ritornare dietro di noi. Eccolo qui, Nico Rosberg non riesce a passare la Williams, che quest'oggi riesce a guadagnare la terza posizione contro la nona posizione di Pastor Maldonado. Un'ottima gara della scuderia inglese, guardate un po', nono posto completato. Vediamo il nostro ingegnere. Salirai sul terzo gradino del podio, bella gara. Eccoci qui complimenti. finalmente, terza posizione, 15 punti, non 12 guadagnati. Per quanto riguarda la nostra posizione siamo riusciti a ottenere un'ottima prestazione quest'oggi. Diamo un'occhiata a una delle migliori gare che io abbia mai fatto. Posto nel campionato piloti. Allora, siamo alla quarta posizione del nostro campionato piloti, vedete un po', siamo a ben 104 punti, mentre Lewis Hamilton è a ben 109 punti contro i 113 di Sebastian Vettel. Ancora la gara, anzi il campionato è aperto, ritroviamo Fernando Alonso a 162 punti, quindi ancora siamo nella top 10, quindi nella top 5 questa volta, siamo molto vicini al nostro obiettivo. Il campionato costruttori ci ritroviamo a 135 punti, siamo abbastanza lontani dalla Red Bull, ma vedremo un po' perché siamo molto in vantaggio sulla Mercedes Petronas di Michael Schumacher e di Rosberg, che quest'oggi ha tentato di soffiarci la terza posizione. Vedremo adesso i giornalisti che cosa avranno da dire, ed ecco che si alza Van Helgen, esce dalla sua monoposto alzando addirittura la visiera del casco dopo aver sudato sangue in questo Gran Premio di Germania, ottenendo la terza posizione. Addirittura gli ingegneri, il nostro team di pelatoni cercano di incoraggiarci, è proprio quello che ci merita. Attenzione, vediamo un po', vediamo quello che siamo riusciti a fare. Van Helgen pensa all'anno prossimo, una fonte vicina al pilota di Formula 1 Edward Van Helgen sostiene che stia già pensando a cosa fare per l'anno prossimo. Secondo la fonte ci sono già trattative in corso per assicurarsi che Edward abbia una vettura per la prossima stagione. Nico Rosberg batte il proprio compagno di squadra, probabilmente Michael Schumacher, che è stato ovviamente campione 7 volte. Vittoria strategica per Alonso, quest'anno davvero un treno. Stefano Domenicali lo elogia come al solito. Il direttore della Williams vuole il bis. Alla Williams dovrebbero essere contenti per il podio conquistato da Van Helgen a Hockenheim. Nell'intervista a fine gara l'ingegnere di pista ha dichiarato: ci è sfuggita la vittoria, addirittura, ma è stato comunque un ottimo risultato, proveremo a fare ancora di meglio nella prossima gara. Allora, abbiamo migliorato per quanto riguarda la nostra esperienza. Bene, ok, per quanto riguarda offerte, la prima offerta ragazzi della Sauber, vedremo un po' ragazzi. Per quanto riguarda le offerte di lavoro nella carriera di Formula 1 2012 mi baserò soprattutto anche sul vostro consiglio, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Leggeremo le mail per adesso come una sorta di informazione. Ciao Edward, offerta di contratto della Sauber, Anna Forlan. Ho delle ottime notizie, abbiamo appena ricevuto un'offerta dalla Sauber di Peter Sauber, ho dato un'occhiata e mi sembra un'ottima offerta da considerare. Allora, la Sauber mi ha anche detto che hanno bisogno di una risposta in tempi rapidi perché vogliono assumerti il prima possibile. Se rifiuti, ho idea che per il resto della stagione non riceverai più nessun'altra offerta da un'altra scuderia, da questa scuderia. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. La Williams resterà sempre il nostro punto di appiglio, però vedremo un po', mi baserò anche sulle vostre opinioni. Allora, per quanto riguarda il Gran Premio di Budapest, avremo un tempo, il Gran Premio di Budapest si accinge ad essere sul bagnato. Venerdì e sabato ci sarà pioggia lieve, pioggia intensa nelle qualifiche, quindi vedremo un po' di essere competitivi, e domenica ci sarà un tempo nuvoloso, probabile tempo piovoso. Per quanto riguarda la nostra sfida campionato abbiamo passato Maldonado in maniera proprio esaltante, ci sono addirittura anche congratulazioni, eccellente lavoro a Hockenheim, Sir Frank Williams è davvero contento che tu abbia raggiunto il nuovo podio in questa stagione, credo che dimostri quanto la squadra si stia impegnando all'unisono per offrirti una vettura che si adatti al meglio alla tua guida. Abbiamo anche delle notevoli informazioni sui nostri pneumatici che dicono che si stanno comportando molto bene. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay ragazzi nel Gran Premio di Budapest e vedremo un po' di essere competitivi come a questo. Ciao a tutti!